Torbianelli, commissario dei porti di Trieste e Monfalcone, sulla scia di D'Agostino, priorità ai cantieri strategici finanziati con 416 milioni di fondi PNRR. Molo settimo del porto di Trieste, fra trazione di nuovi mercati, lavori per il raddoppio e traffici, il punto con Antonio Maneschi. Cabinovia, fra sentenze del TAR e nuova autorizzazione Vinca, si riaccende la polemica politica sull'impianto che collegherà Trieste a Officina. Bomba d'acqua a Trieste nel primo pomeriggio, allagamenti di cantine, sottopassi e galleria Fenice, diverse le auto in panne e 13 interventi dei pompieri. Scoperti 11 lavoratori in nero a Monfalcone, fra stop all'attività delle ditte, maxi multe comminate dalla Guardia di Finanza. Allarme dei genitori del rione di San Giacomo a Trieste, i lavori al ricreatorio Pitteri stravolgeranno l'organizzazione delle famiglie e la vita degli alunni. La carica dei 20.000 per il concerto di Ultima allo Stadio Rocco, che regala 1.000 biglietti ai ragazzini dei ricreatori di Trieste. Buonasera e bentrovati alla nuova edizione del telegiornale di Tele4. Sentiamo le prime parole ai nostri microfoni del commissario dell'autorità portuale dei porti di Trieste e Monfalcone, Vittorio Torbianelli, che subentra a termine a Zeno D'Agostino. Il neocommissario del porto di Trieste e Monfalcone, Vittorio Torbianelli, è già al lavoro nel suo ufficio alla Torre dell'Oid, dove di fatto non ha perso un minuto di tempo nella transizione da segretario generale in carica dal 2021 a numero 1 dello scalo, seppure in veste di traghettatore. L'idea del suo mandato è chiara: avanti con la linea d'Agostino. Continueremo sulla strada intrapresa, il campo è già totalmente definito negli obiettivi e nei tracciati. Si tratta di portare il lavoro quotidiano, che peraltro come segretario generale ogni giorno ormai da 3 anni gestisco, per far andare avanti la macchina e i progetti. Ci sono molti impegni. Evidente anche la priorità operativa del commissario, di cui si occupava già burocraticamente e a livello di pianificazione nel suo precedente incarico: i cantieri e le opere di sviluppo infrastrutturale collegate ai fondi del PNRR. 416 milioni e mezzo di euro, di cui la gran parte destinate a Trieste, Molo Settimo, Terminal Ungherese, stazione di Servola e zona Noghere, e 7 milioni per il porto di Monfalcone. Ma diciamo che i progetti vanno avanti, credo che in settembre si inaugureranno i lavori veri e propri sulla zona delle Noghere, quindi del Terminal Ungherese. Stiamo concludendo invece tutto il processo approvativo complessivo, quindi la conferenza dei servizi della stazione di Servola. Qui qualche piccolo ritardo c'è stato, dovuto proprio ai momenti iniziali, ma sono piccoli e quindi abbiamo fiducia che questo progetto inizi a correre anche lui sul piano concreto, anche perché si collega all'estensione del Molo ottavo, che è un altro grossissimo progetto che oggi il governo ha deciso in qualche modo di sostenere. A proposito di moli, i lavori al Molo settimo prodromici, così, al raddoppio sono praticamente al via, che è uno dei cuori dello scalo nostrano. Il Molo settimo rimane il terminale contenitori del porto di Trieste, ci sono i progetti nostri, ci sono i progetti loro di allungamento e i cantieri piano piano si stanno avviando verso la partenza. E l'intervista integrale al commissario del porto Vittorio Torbianelli andrà in onda al termine del TG serale in diretta attorno alle 20:10, quindi restate con noi se volete sentirla. Proseguiamo, lavoro di ampliamento sui mercati emergenti, il raddoppio del Molo settimo e la situazione dei traffici internazionali condizionata dalla crisi di Suez. Abbiamo fatto il punto della situazione con Antonio Maneschi, patron di Tio Delta e consigliere di amministrazione del Trieste Marine Terminal. Se ne va Zeno D'Agostino, di cosa c'è bisogno che abbia come caratteristiche il nuovo presidente per continuare a far volare un porto che negli ultimi anni è decollato? Ma direi che dovrebbe essere molto simile a Zeno D'Agostino, sarebbe la cosa più semplice. Scherzi a parte, ci vuole lo stesso piglio, la stessa voglia di fare, la stessa visione di crescita, e quello è essenziale per
per poter guardare al futuro con ottimismo. In attesa di capire chi sarà l'effettivo successore, il commissario designato Vittorio Torbianelli, braccio destro nell'ultimo mandato di D'Agostino, incarna in pieno quel profilo di continuità auspicato da Antonio Maneschi, patron di Tio Delta e consigliere di amministrazione di Trieste Marine Terminal. E proprio quella visione, quella spinta all'innovazione anche nei mercati di riferimento del porto che ha portato lo staff del Terminal Contenitori a lavorare sulla collaborazione con l'Arabia Saudita e in particolare la città porto industriale di Jazan, la cui visita di una delegazione in settimana rappresenta il punto di partenza per futuri traffici e investimenti. È uno dei mercati emergenti, quello che sta succedendo in Arabia Saudita è sotto gli occhi di tutti, il paese si sta trasformando e noi vogliamo prendere l'occasione e essere parte di questa crescita. Questa però è solo una delle operazioni messe in atto da Maneschi e il suo staff in prospettiva dell'ampliamento degli spazi al Molo Settimo, ormai ai nastri di partenza con gli interventi propedeutici. I lavori stanno partendo, quindi tra un po' avremo ancora più banchine, dobbiamo riempirle, quindi siamo alla ricerca di traffici, anche se siamo molto soddisfatti per come stanno andando i numeri fin da adesso. Una visione a più ampio raggio fra Mediterraneo e mercati emergenti che si rende necessaria anche in conseguenza della crisi di Suez che provoca ritardi e rende il mondo dello shipping meno stabile in termini di tempi di consegna. Al momento però la visione dalla stanza dei bottoni resta ottimistica. Purtroppo la situazione è preoccupante perché crea dei colli di bottiglia, crea ritardi e crea anche dei costi impropri per la merce. Questo però non compromette alla fine i consumi e l'andamento dei mercati e quindi per fortuna al momento possiamo dire di essere abbastanza soddisfatti se si riesce a tener fronte anche a queste problematiche. E questa sera torna l'appuntamento con Ring, con Ferdinando Avarino, il nostro vice direttore. Andiamo a vedere quello che è il sondaggio previsto per la serata. Abolire i senatori a vita, giusto? Per il sì 0422 16 26 691, per il no 0422 16 26 690. In studio con Ferdinando Avarino, Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, Alessandra Guerra di Pace, Terra, Dignità, Carlo Pasqualetto di Azione Siamo Europei, Diego Moretti del PD, Anna Maria Cisinte della Lega e il giornalista del Messaggero Veneto Mattia Pertoldi. Poi alle 22:30 approfondimento su come funziona il nucleare di ultima generazione con il professor Giulio Croce dell'Università di Udine. Andiamo avanti. Quali le esigenze dell'area produttiva triestina? Ne hanno parlato in un incontro promosso da Fratelli d'Italia il candidato alle europee Alessandro Ciriani e i rappresentanti di categoria di alcuni importanti settori dell'economia territoriale. Il sindaco e anche il presidente di Finest, Confeitra, gli stessi rappresentanti della politica mi descrivono una città che si vede, si tocca con mano, che è in grande sviluppo e che ha grandi potenzialità. Tra l'altro la crescita di Trieste significa far crescere anche l'intero Friuli Venezia Giulia, pensiamo alla portualità. Dedicato alle esigenze del tessuto produttivo del territorio triestino, l'impegno preso in caso di elezioni in Europa del candidato di Fratelli d'Italia Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, nell'incontro odierno all'Hotel Continentale, assorbite anche le indicazioni del presidente della finanziaria regionale per l'internazionalizzazione Finest Alessandro Minon e dal presidente regionale degli spedizionieri Stefano Visintin. Tutto questo però ha bisogno di investimenti per la tecnologia, per il digitale, per le nostre imprese, per la portualità, per le infrastrutture. Questi soldi non li possiamo chiedere a Roma, ma li dobbiamo chiedere a Bruxelles, all'Europa, trasformandola dal gigante burocratico che è oggi nell'Europa delle opportunità. Gestiamo centinaia di miliardi, occorre che la politica faccia curvare i finanziamenti e i provvedimenti scaricandoli di burocrazia e portando risorse indispensabili per la crescita del nord-est. Il futuro economico di Trieste si gioca in larga parte anche sull'andamento del suo porto. Inevitabile quindi un commento alla nomina a commissario straordinario di Torbianelli per il dopo D'Agostino. Mi pare che stia raccogliendo un consenso del tutto trasversale molto positivo. Occorre dare continuità in un momento delicato in cui ci sono moltissimi soldi da gestire, in cui le gare sono avviate. PNRR e Fondo di Coesione rappresentano una grande opportunità per l'area portuale triestina e avere un tecnico che li possa gestire al meglio è sicuramente una garanzia. Allora, dopo le due sentenze del TAR regionale e l'ok della Giunta regionale sulla procedura di vinca di terzo livello, si riaccendono i toni attorno al progetto della cabinovia Trieste-Opicina. Il servizio del nostro Bernardo Gulotta. Dà tanto più fastidio il fatto che si faccia propaganda. Anche ieri
Toni trionfalistici, nonostante probabilmente non abbiamo neanche letto la sentenza del TAR che rimprovera gli amministratori di non aver verificato fino in fondo tutte le alternative. Prendiamo con soddisfazione anche le 2 sentenze emesse dal TAR Friuli Venezia Giulia che di fatto dimostrano in sostanza la correttezza dell'iter amministrativo che ha seguito il Comune di Trieste, che è stato seguito, e pertanto adesso si passa alle fasi successive. E bagarre politica attorno alla cabinovia, fra vinca di terzo livello, contestazione del Comitato Nuovo Via sulla non finanziabilità dell'opera e sentenze del TAR, quella di ieri è stata una giornata molto densa sul fronte cabinovia. Il Comitato Nuovo Via ieri mattina rendeva noto che a fronte del parere negativo della valutazione di incidenza di secondo livello dello scorso ottobre, i Ministeri di Ambiente e Finanze avevano specificato che non sarebbe stato possibile finanziare nessun intervento nelle aree oggetto della valutazione. Aspetto che però è stato superato dall'approvazione di ieri mattina in giunta regionale della vinca di terzo livello, previo parere positivo degli uffici tecnici. In tutto questo il TAR ha pubblicato 2 sentenze relative ai ricorsi presentati dai Contras, che però giocoforza non possono intervenire poiché risalgono ad aprile sull'approvazione resa nota ieri dalla giunta regionale. Ecco che dunque la polemica si sposta sulle alternative, oltre che all'incidenza e le cosiddette compensazioni. Si sono spesi dei soldi per niente, pensiamo agli emolumenti a Fuxas di cui forse qualcuno dovrà rispondere, e soprattutto non si è andato fino in fondo nel ricerca di alternative. Quelle sentenze non hanno bloccato assolutamente l'iter, anzi il parere favorevole della Regione sul Vinca lo porta, il Vinca del terzo livello lo porta avanti e rende superato quello del secondo livello. Basta che si lega la Vinca del terzo livello emessa dalla Regione per capire come sono state considerate le alternative e come. Se avessimo speso i soldi del PNRR per sistemare il tram di Opcina e per portarlo magari fino al castello di Miramare, oggi staremo parlando tutto di un altro film, qualcosa che servirebbe davvero a Trieste. L'unica persona che veramente sta prendendo in giro i triestini è Russo, quando continua a dire che quei soldi potevano essere utilizzati per far partire il tram o per altre opere. Ecco, è bene almeno su questo che abbia un minimo di onestà intellettuale e ti dica le cose ai triestini come stanno. Maltempo, bomba d'acqua nel pomeriggio a Trieste, 13 gli interventi dei vigili del fuoco per soccorrere automobilisti con i veicoli in panne, piuttosto che situazioni di allagamenti di cantine e sottopassi. Tombini saltati in balia della pressione dell'acqua, auto in panne e cantine allagate. È l'effetto della bomba d'acqua che ha interessato nel primo pomeriggio Trieste. Tra le zone più colpite proprio il centro storico, da via Palestrina a Galleria Fenice, diventata letteralmente un fiume, da via Svevo nella zona dello Scalo Legnami e del deposito della Trieste Trasporti, tradizionalmente con problemi di drenaggio lungo la carreggiata, fino al sottopasso di viale Miramare, con il consueto lago in cui si rischia di veder spegnersi il motore dell'auto mentre ci si trova al volante. La perturbazione si è esaurita in circa mezz'ora a partire dalle 15:45, ma ha determinato il consueto superlavoro dei vigili del fuoco, coadiuvati in alcuni interventi specifici, cantine e sottopassi, anche dalle idrovore delle ditte specializzate. Il fenomeno ha posto l'accento ancora una volta sul ripetersi di precipitazioni intensissime in un breve lasso di tempo, creando anche disagi a diverse ditte edili che lavoravano sulle impalcature dei cantieri collegati ai bonus edilizi. Allora parliamo di un furto avvenuto al centro estetico Turbo Sun di via Flavia, episodio avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì. I ladri, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero introdotti nei locali rompendo la finestra di un bagno che si affaccia su un cortile. Da lì poi avrebbero anche fatto uscire il bottino, niente meno che la cassaforte stessa del centro estetico. Le indagini sono affidate alla polizia. Sempre nella notte fra il 28 e il 29 maggio anche un bar nei pressi di Piazza Unità è stato oggetto di un furto. Non è ancora chiaro l'importo esatto della refurtiva dei soldi trovati all'interno della cassaforte. Ci spostiamo a Monfalcone, operazione delle Fiamme Gialle contro il lavoro nero e sommerso. 11 irregolari scoperti tra bar, ristoranti e un'officina, attività sospese, maxi multe ai proprietari. Il servizio di Laura Bucarella. 11 lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza nel Monfalconese tra officine, ristoranti e bar. Maxi sanzioni fino a 11.700 euro per ogni addetto irregolare ai proprietari delle attività. Nel corso del mese di maggio i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Monfalcone hanno intensificato i controlli mirati al contrasto del lavoro sommerso. In un'auto officina sono stati scoperti 2 meccanici intenti a lavorare senza un regolare contratto di lavoro e in assenza delle comunicazioni obbligatorie
sanzionatorie previste dalla normativa in materia. Nei confronti del datore di lavoro è stata applicata una sanzione di 3.900 euro. L'attività è stata sospesa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in virtù dell'impiego di lavoratori in nero in misura superiore al 10% di quelli regolarmente assunti. Nel corso di verifiche in alcune attività di ristorazione e bar tra Monfalcone e Ronchi dei Legionari sono stati inoltre individuati complessivamente 9 lavoratori in nero tra gli addetti al delivery e il personale di sala. Nei confronti delle attività economiche è stata emessa la maxi sanzione fino a un massimo di 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare. Anche in questi casi è scattata la richiesta all'Ispettorato per la sospensione dell'attività. Si torna a parlare della struttura sportiva che sarà realizzata a San Giacomo in via Frausin, già al centro delle polemiche per l'abbattimento dell'ex Pavan. Oggi un gruppo di genitori, questa mattina già in diretta durante la nostra trasmissione Sveglia a Trieste, ha lanciato l'allarme. Sul posto per noi Umberto Bosazzi. La questione sollevata stamani da un gruppo di genitori di alunni della scuola Duca d'Aosta, dell'Istituto Comprensivo di San Giacomo e del Ricreatorio Pitteri può sfuggire a chi non abiti in quella zona della città o a chi non sia dentro le faccende che comporta la scelta della scuola per i propri figli e tutto ciò che ne consegue. Punto di partenza la contestata realizzazione di un polo sportivo in via Frausin, per procedere con la quale si è già battuta la struttura dell'ex Pavane e la necessità di realizzare i nuovi parcheggi per la futura attività, così come previsto da una variante urbanistica. Questa variante urbanistica, la numero 15, prevede, così come è stata strutturata finora, di ricavare dei parcheggi proprio per l'impianto sportivo in costruzione in via Frausin, proprio sotto il Ricreatorio Pitteri, quindi facendo degli scavi e presumibilmente compromettendo il servizio, che è importantissimo, per anni. I genitori chiedono agli abitanti della zona di far sentire la propria solidarietà, si appelleranno all'amministrazione comunale per una riconsiderazione della variante e non escludono affatto di poter instaurare un dialogo con Palazzo Sipario, per il quale sembrano esserci degli spiragli, e ribadiscono infine un dato già emerso qualche settimana fa. Ma vorremmo che l'impianto fosse collocato in un luogo più idoneo, che il Comune facesse marcia indietro e lo collocasse non incastonato tra le case della piccola via Frausin, ma in un luogo più idoneo che magari consentirebbe di avere anche già dei parcheggi di pertinenza senza dover stravolgere il Ricreatorio Pitteri e il cortile della scuola Duca d'Aosta. C'è poi un altro problema che nello specifico riguarda la scuola d'Aosta, ma che spiega perfettamente come, facendo a meno di un tassello esterno, l'impalcatura sociale che regge la vita di un istituto scolastico rischi di crollare. Già abbiamo avuto un grosso problema essendo spostati nella sede del Timeus e stando lì per 4 anni. Abbiamo lottato fortemente in stretto contatto con le insegnanti per riportare i genitori nella scuola di base, e il punto forte della nostra scuola è il stretto legame con il Ricreatorio Pitteri, che offre proprio il servizio del doposcuola e del SIS per quelli del tempo normale, ma altrettanto anche per le famiglie a tempo pieno che usufruiscono di un paio d'ore tranquille. Proseguiamo. La spiaggia in ciottoli dello stabilimento balneare La Lanterna, il Pedocin, è stata oggetto ieri di alcuni interventi di manutenzione. Al livellamento del bagnasciuga sono seguiti anche dei lavori diversi che hanno interessato anche la rampa per i disabili. Ieri il bagno La Lanterna è stato oggetto di lavori necessari al livellamento della spiaggia con la sistemazione del bagnasciuga e della rampa delle persone diversamente abili. Il Pedocin è dunque pronto alla stagione dei bagni e Tintarella, per il momento vissuti a sprazzi, visto il meteo decisamente variabile di questa primavera. I capricci delle condizioni atmosferiche, difatti, riescono a far vedere lo stabilimento frequentato in certe fasce orarie, vedi questa mattina, e vuoto nei momenti in cui arrivano gli acquazzoni, vedi questo pomeriggio. Tornando ai lavori al Pedocin, la spiaggia è stata battuta e livellata. Sono state ancorate le panne gialle per contenere la mucillagine. Nella zona degli uomini è stata fissata la tenda ombreggiante, la zattera del salvataggio è pronta all'uso. Tutto pronto quindi per gli amanti del Pedocin. Noi ci fermiamo un istante per la pubblicità. Dopo ampissima pagina culturale, sportiva e legata anche al concerto di Ultimo in arrivo questa domenica. Restate con noi.
Bentrovati ancora con il telegiornale serale di Tele4. Le sigle sindacali UIL e Nursind hanno proclamato una giornata di sciopero per martedì 2 luglio per il personale dell'ospedale infantile Burlo Garofalo. Sentiamo la decisione, cioè il perché dell'agitazione sindacale, nell'intervento di Luciano Bressan della UIL. Abbiamo proclamato lo sciopero di tutti i dipendenti dell'Istituto Burlo Garofalo di Trieste per il giorno 2 luglio 2024. Tutto questo è stato inevitabile perché anche a fronte dell'incontro odierno nel quale abbiamo sperato fino all'ultimo momento in un ravvedimento da parte della direzione aziendale e delle altre sigle sindacali per quello che oramai viene chiamato da tutti i lavoratori l'accordo della vergogna. Un accordo che è stato sottoscritto e presentato dalla direzione aziendale senza la garanzia della copertura economica necessaria per pagare i dipendenti, ma andando ad attingere ancora dalla produttività. Il direttore generale ha fatto dei proclami a mezzo stampa, proclami che però non corrispondono assolutamente alla realtà, in quanto non vi è garanzia economica e oltre a non esserci garanzia economica, quanto proposto dall'azienda va a tagliare già di base una parte delle risorse che, oltre a non essere disponibili, non verranno comunque erogate perché la richiesta è più bassa di quanto è la reale fabbisogno. A questo va aggiunto che anche i richiami in servizio non verranno più pagati da bilancio e quindi questo porterà una ulteriore perdita di 100.000 euro a tutti i lavoratori dell'istituto. Elezioni comunali sul Carso, punta al terzo mandato la sindaca uscente di Sgonico Monica Crovatin, candidata con la lista civica Scupai Insieme. L'obiettivo è portare a termine le tante opere già avviate e sull'utilizzo del campo scout di Camposacro per ospitare i migranti del Silos, la candidata chiede più coinvolgimento della popolazione locale. Abbiamo da riqualificare il municipio, abbiamo già 200.000 euro stanziati, il progetto è già pronto da avviare e la strada che porta da Rumpimpiccolo verso Sagrado 165.000 euro, la piazzetta Rumpimpiccolo 200.000 euro e poi abbiamo 430.000 euro per la bonifica e la riqualificazione dell'ex aerocampo di Borgo Grotta Gigante che verrà destinato a attività ricreative, scopi culturali e sportivi. Ancora la ristrutturazione della sede della nostra protezione civile a Gabrovizza, 158.000 euro. Questi sono già soldi stanziati, abbiamo il progetto preliminare per l'allargamento del nostro cimitero comunale a Sgonico e parliamo di 550.000 euro di opera, per cui adesso stiamo lavorando, si lavorerà insomma nei prossimi mesi sul progetto definitivo esecutivo e via avanti così, con anche la progettazione della rotonda Telit. Il Silos in questo momento nel 2024 in Europa una cosa del genere veramente fa male al cuore, per cui una soluzione assolutamente va trovata a questa situazione. Se la prefettura e il comune di Trieste decidono, penso che abbiano ormai già preso la decisione, credo che bisogna mettersi a un tavolo di confronto per ovviare a determinate problematiche perché i nostri residenti hanno anche diritto di vivere, diciamo, in tranquillità. Allora, ammonta complessivamente a 550.000 euro lo stanziamento da parte della Fondazione CR Trieste per i bandi di contrasto al disagio e alla povertà. Le domande dovranno arrivare entro il 31 di luglio. Il punto sul bando. Sono due i bandi promossi dalla Fondazione CR Trieste per contrastare la povertà e la fragilità sociale del territorio per complessivi 550.000 euro. Il bando di contrasto alla povertà, che andrà a favorire interventi e misure in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, è destinato ad enti del terzo settore e ad aziende pubbliche di servizi alla persona che operino nel territorio della provincia di Trieste. Potrà contare su uno stanziamento di 300.000 euro.
A tali realtà si rivolge anche il bando di contrasto alla fragilità sociale e al disagio giovanile, con 250.000 euro a disposizione, volte alla realizzazione di interventi e misure di contrasto alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili e di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati. Anche in questo caso si parte dall'Agenda 2030. Gli interventi per realizzare i quali si intende partecipare ai bandi dovranno essere avviati successivamente alla comunicazione degli esiti del bando, prevista indicativamente a settembre, e concludersi entro il 31 dicembre del 2025. Gli interessati potranno candidare ad una sola richiesta per ciascuna tipologia di bando. La domanda deve essere redatta sull'apposito modello reperibile al sito www.fondazionecrtrieste.it nella sezione bandi, corredata di tutti i documenti richiesti, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, presentata a mano, a mezzo posta ordinaria o via posta elettronica certificata all'indirizzo info@cert.fondazionecrtrieste.it entro le ore 12 di mercoledì 31 luglio 2024. L'esito della selezione sarà comunicato tramite il sito web della Fondazione stessa e in forma scritta a ciascuno dei richiedenti. Sono 20.000 i biglietti venduti per il concerto del cantautore romano Ultimo, in programma questa domenica allo Stadio Rocco. Sono già partiti anche i divieti di sosta in zona, che diverranno più importanti, più stringenti nella giornata di domenica, mentre fuori dall'Hotel Savoia un po' ogni pomeriggio c'è un nugolo di fan del cantante rapper romano che attendono la sua uscita in attesa, con la speranza di un autografo. Prima la visita sul sentiero Rilke e sulla strada napoleonica, tra un video e l'altro come un ragazzo qualunque, poi il bagno di folla, l'uscita dall'Hotel Savoia prima di recarsi allo stadio per il primo sopralluogo al palco. Un impianto da sogno, quello che garantirà audio, video e luci ai 20.000 che si daranno appuntamento a Rocco domenica 2 giugno alle 21. Esauriti i biglietti nei settori Prato Gold e Curva Centrale, mentre la rimanenza di circa 6.000 posti liberi e la splendida accoglienza della città ha consigliato il cantautore rapper a decidere di regalare circa 1 migliaio di ticket ai ragazzi iscritti ai ricreatori comunali, tagliandi che varranno per le tribune laterali nella zona meno vicina al palco. Si tratterà del debutto ufficiale dell'artista romano nel tour La Favola Continua, il ragazzo della porta accanto, quello che andava al parco con le cuffie, come dice lui, diventato star dopo aver vinto Sanremo nel 2018 nella sezione Nuove Proposte. Intanto l'amministrazione comunale ha varato il pacchetto di divieti di sosta già entrati in vigore in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia e Via Flavia, oltre che le zone limitrofe, che diventeranno ancora più stringenti nella giornata del concerto, da Via Valmaura alla zona della rampa della grande viabilità fino alla risiera di San Sabba e Via Macelli. Tutte le indicazioni più specifiche sul sito del Comune di Trieste. Parliamo di calcio. Triestina ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore, lo sappiamo, il 44enne Michele Santoni, negli ultimi anni tecnico del Dordrecht, squadra della Serie B olandese. Il nostro Berardo Gulotta ci presenta un po' il personaggio, il modo di far giocare le sue squadre e chissà anche la futura impostazione dell'Unione. Era già nell'aria da diversi giorni, ma ora è ufficiale. Michele Santoni è stato scelto come nuovo allenatore della Triestina. Per lui un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione in alabardato. Ma chi è Michele Santoni? Allenatore emergente, classe 1980, nell'ultima stagione ha guidato il Dordrecht in seconda divisione olandese, ottenendo il 4° posto in campionato. Nei 2 anni precedenti con la stessa squadra ha ottenuto un 17° e un 18° piazzamento. Il nuovo mister alabardato ha acquisito esperienza muovendo i primi passi come allenatore in Olanda, nella formazione Under 19 dell'Haarlem. Dall'estate del 2009 al gennaio del 2014 ha ricoperto il ruolo di video analyst nell'Ajax, mettendo in bacheca 4 scudetti sotto le gestioni di Frank de Boer e Martin Jol. Rientrato in Italia ha vissuto un triennio come vice allenatore a Livorno, Cesena e Milano, sponda Inter, rispettivamente accanto a Davide Nicola, Domenico Di Carlo e nuovamente Frank de Boer. Successivamente è passato alla Lazio guidando le formazioni Under 17 e Under 19 prima di una nuova esperienza in Serie A come vice al Cagliari guidato da Diego Lopez nella stagione 2017-2018. Dall'estate 2018 ha fatto ritorno in Olanda con esperienze sulle panchine di Almere City, ADO Den Haag come vice di Alexander Rankovic e nell'ultimo triennio
impegno in seconda serie con il Dordrecht, condotto nella stagione 2023-2024 al quarto posto, con conseguente raggiungimento dei play-off promozione. Il profilo di Santoni risponde alle idee che la società ha reimpostato dopo l'arrivo a Trieste, una scelta di prospettiva che guarda alla valorizzazione dei giovani e che guarda a un calcio moderno. In questo contesto dovrà essere brava la società a difendere la propria scelta, soprattutto se arriveranno momenti difficili, quando la fretta di ottenere risultati potrà rappresentare un ostacolo molto ingombrante. Allora, vi ricordo, questa sera c'è Ring alle 21:10, per chi ci segue in diretta nel post telegiornale c'è l'intervista col commissario dell'autorità portuale Torbianelli con tutte le novità di giornata. Abbiamo dialogato con lui dopo la nomina come successore a tempo di Zeno D'Agostino. A tra poco. Bentrovati ancora con l'approfondimento post telegiornale. Andremo a sentire tra pochissimo le prime parole di Vittorio Torbianelli da commissario dell'autorità portuale di Trieste e Monfalcone. La nomina del già segretario generale in carica dal 2021 è arrivata ufficialmente oggi con la firma sul decreto da parte del ministro Salvini. Noi l'abbiamo incontrato a mezzogiorno, abbiamo dialogato con lui, da una parte l'emozione dell'incarico, le prospettive centrale nella sua idea la prosecuzione dei lavori di programmazione delle opere finanziate con fondi del PNRR, quindi da una parte la stazione di Servola, l'area delle Noghere, l'allargamento del Molo Settimo, ma anche il futuro Molo Ottavo. E poi le prospettive, da una parte i traffici, dall'altra parte le strategie di sostegno commerciale del porto e poi ancora il ruolo, il rapporto con le maestranze del porto e anche il tema dell'aumento delle tasse sulle merci, che è un po' la patata bollente che dovrà gestire Vittorio Torbianelli, presi in eredità dal presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino. Affidato dunque a lui come traghettatore questo ruolo per lo scalo giuliano in un momento particolare in cui effettivamente fioccano i cantieri nel porto triestino. Andiamo a sentire allora quello che ci ha detto Vittorio Torbianelli, nominato commissario dell'autorità portuale dell'Adriatico orientale. Vittorio Torbianelli, tra emozione e responsabilità di questo incarico di traghettatore dell'autorità portuale di Trieste e Monfalcone dopo l'addio di Zeno D'Agostino, qual è appunto l'emozione da una parte e dall'altra parte l'aspetto operativo su cui mettersi al lavoro? Ma intanto l'emozione io non la posso negare, perché in questi 7 anni in cui lavoro all'autorità portuale ho visto probabilmente uno dei periodi più straordinari, ecco, di sviluppo di questo porto su uno lunghissimo scenario grazie alla presenza di Zeno D'Agostino. Per me è stato poi la motivazione per cui io sono venuto a lavorare in questo porto e questo non lo posso dimenticare, per cui un legame che non si può, ecco, negare e tanto meno si interrompe. E poi tante lezioni apprese che mi permettono di guardare con fiducia a questo mandato, che è comunque di grande responsabilità anche se transitorio. Continueremo sulla strada intrapresa, il campo è già totalmente definito negli obiettivi e nei tracciati. Si tratta di portare il lavoro quotidiano, che peraltro come segretario generale ogni giorno ormai da 3 anni gestisco, per far andare avanti la macchina e i progetti. Ci sono molti impegni. Oggi abbiamo un'autorità di sistema che lavora veramente sotto pressione per tutti gli investimenti del PNRR e del PNC che sono in corso, fra nuovi sviluppi infrastrutturali, investimenti sull'elettrificazione delle banchine e altre attività. Quindi è un momento particolarmente intenso e l'obiettivo è quello di tenere le tempistiche su tutti i progetti. Finora dobbiamo essere complessivamente molto soddisfatti, è una sfida che nei prossimi anni fino al 2026 continuerà con la massima energia.
Ecco, il vantaggio appunto suo è quello di essere già dentro il motore dell'autorità portuale, soprattutto sui progetti, sulle infrastrutture, come ad esempio la stazione ferroviaria di Servola, piuttosto che il terminal ungherese, rispetto ai quali avevamo fatto anche uno speciale assieme a lei di Tele4. Qual è la situazione per esempio su questi due fronti? Ma diciamo che i progetti vanno avanti, credo che in settembre si inaugureranno i lavori veri e propri sulla zona delle Noghere, quindi del terminal ungherese. Stiamo concludendo invece tutto il processo approvativo complessivo e quindi la conferenza dei servizi della stazione di Servola. Qui qualche piccolo ritardo c'è stato dovuto diciamo proprio ai momenti iniziali, ma sono piccoli e quindi abbiamo fiducia che questo progetto inizi a correre anche lui sul piano concreto, anche perché si collega all'estensione del Molo Ottavo, che è un altro grossissimo progetto che oggi il governo ha deciso in qualche modo di sostenere. Certo, lì anche poi con il passaggio di MSC, piattaforma logistica, soprattutto una fase del futuro che vedrà un ampliamento del porto. Sicuramente siamo in una fase di grande lavoro, di ampliamento, il porto si sta estendendo verso la parte più orientale, le infrastrutture già esistenti sono anche ulteriormente migliorate, ma soprattutto stiamo investendo anche sugli aspetti ambientalmente migliorativi. Ecco, l'elettrificazione delle banchine è una premessa affinché un domani il porto non sia più un luogo da dove viene emesso inquinamento. Per noi questa cosa è assolutamente fondamentale e quindi c'è una visione abbastanza ampia. E non ultimo il tema del rapporto con tutto il sistema regionale. Ricordiamo che noi gestiamo due porti, Trieste e Monfalcone. Monfalcone per noi è molto importante. È un porto che può crescere tanto, anche con i nuovi concessionari, ci si sta investendo in ferrovia, nei prossimi anni deve aumentare ulteriormente il suo ruolo proprio nel sistema ferroviario, collegati anche a quelle che sono le infrastrutture della regione. Qui io credo che sia assolutamente da vedere con un grande benvenuto l'idea che la Regione Friuli-Venezia Giulia possa costituire anche questo terreno di fertilizzazione del sistema regionale delle piattaforme logistiche. Cervignano oggi è già in corsa per diventare un vero punto di hub strategico per la ferrovia e la logistica di tutti i porti, e così anche poi la zona industriale di Trieste, dove come sapete ci sono ulteriori prospettive di insediamento produttivo, e quindi ci sono veramente tanti elementi da continuare a gestire. A proposito di moli, i lavori al molo settimo prodromici, diciamo così, al raddoppio sono praticamente al via, che è uno dei cuori dello scalo nostrano. Il molo settimo rimane il terminale contenitori del porto di Trieste, ci sono i progetti nostri, ci sono i progetti loro di allungamento e i cantieri piano piano si stanno avviando verso la partenza. Lei prima parlava di insegnamenti e di visione di Zeno D'Agostino. Una delle ultime, diciamo così, eredità è stata quella di pensare a nuovi mercati anche a seguito della crisi di Suez, in Nord Africa da una parte. Dall'altro giorno c'è stata una riunione, un meeting tra i rappresentanti del Molo Settimo e l'Arabia Saudita, che è oltre Suez ma è più vicina a un nuovo mercato di riferimento anche per l'Africa e per l'Asia. Ecco, anche da questo punto di vista bisogna continuare a ragionare su, diciamo così, rotte diverse, mercati diversi. Zeno D'Agostino è un grande manager e quindi la diversificazione dei rischi e dei portafogli è uno dei principi base su cui un grande manager imposta le strategie, quindi io sono assolutamente d'accordo. I porti non sono mai delle monoculture specializzate, guai a averle. Però un altro insegnamento di Zeno D'Agostino è quello del dialogo con tutti, con le istituzioni, e quindi anche la diversificazione dello stile con cui si interloquisce fra soggetti, e questo penso che sia forse in questo momento il valore più alto e più importante che noi con tutto il cuore porteremo avanti sulla stessa strada. Ecco, a proposito di dialogo, eredita anche una, tra virgolette, patata bollente relativa all'aumento della tassa sulle merci che transitano in porto. D'Agostino aveva già detto, su certi ambiti bisognerà capire, diciamo così, come trovare una mediazione, posto che le tasse non aumentavano da tempo immemorabile sulle merci.
Allora, diciamo che io rispondo brevemente. Noi abbiamo subito, già con Zeno, aperto il dialogo sulla discussione, perché alcuni elementi erano assolutamente importanti da essere compresi meglio, e diciamo che preannunciamo un percorso a breve che penso che sarà assolutamente soddisfacente per tutti. Ecco, si parla sempre di industria collegata al porto e di ruolo dei punti franchi nell'attrazione di impresa, ad esempio MSC sul post Wärtsilä ha avuto questo tipo di sostegno, nel senso che è stata l'autorità portuale a spiegare anche le opportunità. Al tempo stesso bisogna costruire, diciamo così, i rapporti con chi può avere l'interesse in quell'agevolazione, perché ovviamente non funziona in tutti i tipi di sistemi industriali. Assolutamente vero, l'arte sta nel capire come mettere assieme le opportunità del territorio con le effettive esigenze dei players, e quindi costruire le miscele giuste. Nel caso di MSC questa miscela c'è, speriamo, noi lavoriamo sul tavolo dell'accordo di programma proprio in questi giorni, che insomma si prosegue, che ci siano ricadute ulteriormente importanti già rispetto a quelle che ci sono state con la British American Tobacco, ma anche, ripeto, con quello che succede quotidianamente nel porto dove ancora adesso, e spero continui a lunghissimo, il punto franco viene usato per lo stoccaggio di merci, dei metalli, eccetera. Le possibilità sono grandi, la questione è come sviluppare anche la comprensione di questo modello proprio per chi produce attività di tipo industriale. Da commissario del porto, cosa si sente di dire invece ai portuali, a coloro che lavorano in banchina, in un momento in cui anche questo tipo di lavoro via via si trasformerà con le nuove tecnologie, ma che rappresentano comunque la base operativa dello scalo? Assolutamente, io su questo devo dire che siamo sempre assolutamente con loro. Il primo occhio va alle persone che la mattina si alzano e vanno sulle banchine. Noi abbiamo un sistema che è stato anche questo costruito da Mario Sommariva e da Zeno D'Agostino, che ha messo in equilibrio uno schema di capacità di intervenire attraverso, diciamo, il nostro ruolo col piano organico, con l'ALPT. Credo che su questo continueremo assolutamente a garantire quello che è stato fatto in questi anni e che ha permesso di mantenere la pace sociale in questo porto, che non è poco. Queste dunque le parole del commissario del porto di Trieste e Monfalcone, Vittorio Torbianelli. Io vi ricordo ancora questa sera l'appuntamento alle 21:10 con Ring, il nostro vice direttore Ferdinando Avarino come sempre in conduzione. Andiamo a rivedere quello che è il sondaggio. Abolire i senatori a vita, giusto? Per il sì 0422 16 26 691, per il no 0422 16 26 690. Potete chiaramente chiamare, la chiamata è gratuita e di conseguenza dare il vostro voto. A partire dalle 21:10 in studio con il nostro vice direttore Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, Alessandra Guerra di Pace, Terra e Dignità, Carlo Pasqualetto di Azione Siamo Europei, Diego Moretti del Partito Democratico, Anna Maria Cisint della Lega, ma ci sarà anche a diciamo così, aiutare il nostro Avarino nelle domande il giornalista del Messaggero Veneto Matteo Pertoldi. Poi alle 22:30 approfondimento su come funziona il nucleare di ultima generazione con il professor Giulio Croce dell'Università di Udine. E allora vi rimando a domani ai programmi di Tele4, già dalle 7 del mattino Sveglia Trieste, in conduzione ci sarà come sempre il venerdì Umberto Bosazzi, in collegamento invece il nostro Bernardo Gulotta insieme a Guido Indri, che saranno in quel di Monfalcone per fare un po' il punto della situazione sul territorio. È tutto, restate con noi.